Corsia, ma ne resiste molto bene la prima staffettista della B, Maddalena Martino in ricambio, la seconda partita italiana in quarta posizione la seconda Tarollo, che ha cambiato la sua ruota nella modalità della Ferriano, se vediamo in testa, nettamente in testa, sono gli ultimi 100 metri con ovviamente in terza Corsia Maria Masullo che taglia nel tempo. Gozzi, questo quartetto ha stabilito recentemente a Bolzano il primato italiano con 43,87, potrebbero fare meglio. Ecco, vediamo la Tarollo che ha raccolto il testimone, lotta con Angela Phipps. Vediamo adesso partire Daniela Ferrian, attualmente sempre al comando nei confronti del Bari, ed ecco l'ultima frazione, parte leggermente in ritardo la Landozzi, il passaggio del testimone è avvenuto con notevole ritardo e quindi gli azzurri in fase di rimonta. Landozzi non ce la fa, vince la Richardson, porta la Richardson al successo della staffetta, il tempo 43,72. Del risultato per vedere se è riuscita a coronare questa vittoria suggellandola, anche non dovrebbe faticare eccessivamente per superare questo turno che prevede appunto la missione diretta nel turno successivo delle prime 4 più il recupero dei 4 migliori risultati, quindi c'è uno spazio abbastanza ampio. Andiamo a seguire un po' come vanno le cose. L'Italia è in terza frazione, vediamo Langozzi tiene abbastanza bene. Ecco, ora è partita la Tarollo, mi pare, Tarollo, ed ecco vediamo partire la Ferrian, DDR imprendibile, Giamaica pure, l'Italia in ritardo invece, preceduto dal Canada. Ecco il Canada che è terzo e deve battersi la Madullo, no, è quinta, la cinese l'ha preceduta.